Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Stiamo per iniziare il capitolo numero 3 del libro scritto da Franz Bardon, sebbene sia stato pubblicato postumo e riadattato poi dalla sua segretaria. Comunque, prima di addentrarci nella lettura di questo capitolo, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Bene, cominciamo. Capitolo 3. Come avvenuto, i 21 specialisti nell'arte dell'attacco psichico si incontrarono nuovamente con il Gran Maestro della loggia FOGC. All'inizio si occuparono della questione del direttore Z, il presidente di una grande banca che aveva ricevuto da Silesius alcuni importanti segreti del 28° grado di iniziazione della loggia. Poiché il direttore non era un affiliato, egli aveva la possibilità o di divenire un membro oppure di perdere la vita. Ma la sua personalità non sembrava adatta alla loggia e di conseguenza era stato condannato a morte. Come presidente di una grande istituzione finanziaria, Z aveva molta autorità, quindi fu deciso che sarebbe stato prima usato come strumento per procurare grandi somme di denaro. La loggia si componeva in primo luogo di potenti capitalisti che avevano ammassato considerevoli possedimenti e ricchezze attraverso mezzi occulti, che gli garantivano anche grandi fonti di capitali persino durante i periodi peggiori. Essi erano preparati ad utilizzare ogni mezzo per ottenere i loro scopi. La vita di un uomo significava molto poco per loro ed erano abili a sfruttare la macchina legale del luogo per i loro propositi. I loro metodi complessi, l'addestramento e l'esperienza li rendevano capaci di condurre i loro traffici criminali sotto il naso dello Stato senza suscitare alcun sospetto. Il loro lavoro era facilitato dal fatto che lo Stato tedesco non prestava attenzione alle ricerche nel campo delle leggi e dei poteri mentali. La loggia offriva esibizioni pubbliche sull'occultismo, tese a dimostrare che si trattava solo di trucchi e inganni, perché sapevano perfettamente che una conoscenza diffusa della filosofia occulta avrebbe creato un nuovo ordine sociale che avrebbe ostacolato grandemente i loro scopi. Oltre a ciò, le loro esibizioni funzionavano anche come copertura contro l'eventualità di poter essere riconosciuti da autentici nobili occultisti che, se creduti, potevano esporli al mondo. Il lavoro compiuto da Frabato, che era capace in modo così persuasivo di dimostrare l'esistenza di leggi e poteri spirituali, naturalmente destava la loro ostilità. Se egli fosse stato semplicemente uno dei molti pseudo-occultisti che erano allora così popolari, la loggia non avrebbe avuto nessuna ragione di intervenire. In particolare il Gran Maestro era pieno di astio contro Frabato, in quanto non poteva dimenticare che aveva rivelato il suo passato al fratello Hermes. Perciò i membri della loggia decisero di usare ogni mezzo possibile per prevenire Frabato dal continuare le sue letture della sfera magica. Tuttavia dapprima essi fecero i necessari preparativi per la morte del direttore Z. Il segretario andò nell'appartamento seminterrato per andare a prendere Ellie, la figlia del custode, che agiva loro come medium, chiaroveggente nei vari esperimenti. La ragazza viveva lì con il padre, mentre la madre era morta diversi anni prima. Ellie aveva 18 anni ed era snella, con ondulati capelli scuri e occhi blu scuro. Sebbene non le piacesse essere una medium, ella non osava rifiutare, per salvaguardare il posto di lavoro del padre. Dopo pochi minuti Ellie apparve nella sala conferenza accompagnata dal segretario. Ad un segnale fu piazzato un sofà al centro della stanza drappeggiato con una coperta di seta bianca. Una seconda coperta di seta era tenuta pronta lì accanto in caso fosse stata necessaria per isolare il medium durante l'esperimento. Il Gran Maestro diede il segnale per iniziare l'operazione. Ella si stese sul divano ed il segretario sedette di fronte a lei su una poltrona. Egli guardò nei suoi occhi con un penetrante sguardo fisso e sussurrò delle formule di suggestione. In pochi minuti egli fu nel primo stadio di ipnosi. Dopo numerosi passi magnetici, il mago riuscì a metterla nello stadio più profondo possibile. Con altri passi sulla sua gola la rese capace di parlare durante l'ipnosi. Ellie era così ben addestrata negli stati ipnotici che sarebbe stata capace di eseguire qualsiasi comando senza difficoltà.
Anzitutto le fu ordinato di scoprire attraverso una visita mentale cosa stesse facendo Frabato, proprio in quel momento. Egli immediatamente riportò che stava eseguendo un esperimento magico sul palcoscenico. Il segretario richiamò urgentemente indietro lo spirito di lei, temendo che Frabato potesse percepire la sua presenza e quindi si accorgesse della loro attività. Poi le fu chiesto di verificare le attività del direttore Z. Ella rispose che era a casa intento a leggere il giornale. Alla richiesta su eventuali attività di altri membri della famiglia del direttore, il medium rispose che non c'era nessun altro in casa. Questa circostanza spinse il Gran Maestro ad agire. Fece un segno ed i fratelli formarono un cerchio attorno ad egli ed il segretario. Essi caricarono la medium con un fluido magnetico e quando la tensione magnetica divenne sufficientemente forte, le ordinò di far dormire il direttore e di osservarlo attentamente. Attraverso l'influenza del medium, Z fu preso da un opprimente bisogno di dormire. Aveva appena appoggiato la testa sul cuscino che già era piombato nel sonno. Egli poi fece come le era stato chiesto ed informò i membri della loggia delle condizioni del direttore. Le era stato ordinato di mantenere il contatto con lui. Attraverso questo assalto magico, Z era divenuto uno strumento senza volontà nelle mani della loggia. A questo punto il segretario incise il nome di Z su di un piccolo disco di cera preparato a questo proposito. Lo piazzò sul plesso solare della medium, così da formare una stretta connessione spirituale con la vittima. Successivamente il disco fu appoggiato sulla fronte della ragazza per qualche minuto in modo da rendere lo spirito del direttore suscettibile di ricevere ordini ipnotici a distanza. Il segretario toccò le orecchie ed il cuore della medium con il disco ed infine lo mise da parte. Il cerchio formato dai fratelli si aprì per un momento. Il sofà con la medium fu spostato all'esterno ed il Gran Maestro si sedette al centro dell'anello. Successivamente il piccolo disco di cera fu leggermente scaldato e poi modellato in forma di conchiglia. Cantando una formula magica ripetutamente, il Gran Maestro si mise in stato di trance così da stabilire un miglior contatto psichico con il ricevente, mentre lui stesso riceveva il potere di trasmettere l'energia dal cerchio formato dai fratelli. Con una voce piena di potere, di suggestione, egli disse al piccolo guscio di cera: «Un giovane uomo verrà nel tuo ufficio domattina alle 11:45. Indosserà un completo nero ed una cravatta rossa. Quest'uomo domanderà in prestito 1 milione di marchi per un progetto edilizio in Svizzera. Non potrai resistere e accondiscenderai alla sua richiesta. Dopo che egli si sarà toccato la fronte per 3 volte con la mano destra, tu gli consegnerai un assegno per 1 milione di marchi. Immediatamente dopo avergli dato l'assegno ti sentirai irresistibilmente stanco e ti addormenterai per 5 minuti esatti. Quando sarai nuovamente sveglio avrai dimenticato ogni cosa successa nell'ora precedente. In nessun modo sarai capace di ricordare le fattezze del giovanotto. Ogni dettaglio dell'evento sarà scomparso dalla tua memoria. Da quel momento in poi tu comincerai a sentirti male, sembrerai sempre malato e sarai tormentato da un esaurimento nervoso. I tuoi pensieri saranno completamente disordinati per intere ore e ti sentirai sempre più stanco e depresso col passare dei giorni. Ti sentirai irritato da ogni minima cosa e di conseguenza non troverai mai pace. Niente al mondo ti darà più gioia. Infine, tutti coloro che ti saranno vicini ti troveranno insopportabile e dopo esattamente 14 giorni ti sparerai usando la tua rivoltella. Il direttore Z era considerato un uomo d'onore, ben conosciuto per la sua esperienza nel suo campo. Una volta a Londra era stato derubato, da allora era divenuto estremamente cauto e teneva sempre una pistola carica vicino al letto. Dopo che il Gran Maestro concluse le sue suggestioni ipnotiche, fissò la conchiglia di cera ancora per qualche minuto, fece un segno rituale e la coprì con un panno di seta viola che il segretario gli aveva dato. Il cerchio dei fratelli si sciolse e ripresero i loro posti nel mezzo della stanza. Il divano con la medium ancora in trance fu riportato al centro della sala. Il segretario richiamò lo spirito della ragazza dalla casa del direttore e lo mandò da Frabato. Frabato nel frattempo aveva terminato la sua esibizione ed era in visita da un buon amico. La medium diede ai fratelli l'indirizzo esatto e riportò che la famiglia dell'amico era già andata a dormire ed i 2 uomini stavano parlando di argomenti esoterici. La loro chiacchierata era così animata che Frabato non si accorse che egli lo stava osservando.
Dopo aver ricevuto queste informazioni, il segretario richiamò indietro lo spirito della medium e con pochi passi magnetici e la corrispondente formula risvegliò Ellie. Questa non aveva idea di cosa aveva compiuto per la loggia, era il guadagno extra ad attirarla, sebbene trovasse le singolari circostanze di quegli incontri tutto considerato misteriose. Uno dei segreti dei membri della loggia FOGC consisteva nella loro abilità di addormentare qualcuno, di risvegliarlo, farlo ammalare o guarire, rianimarlo o ucciderlo a proprio piacimento. I capi della loggia tuttavia avevano acquisito queste capacità scendendo a patti con il principe dei demoni. Con i loro metodi magici erano capaci di influenzare qualsiasi persona inesperta che non aveva nessun modo di scoprire la sorgente delle influenze che lavoravano su di lui. Frabato era un caso speciale per la loggia perché era edotto sulle pratiche occulte di ogni tipo e oltre a ciò era sotto la protezione dei Fratelli della Luce. La loggia FOGC era a conoscenza dei Fratelli della Luce, ma non aveva un'idea chiara della reale portata dei loro poteri. Essi decisero di sbarazzarsi di Frabato con un assalto magico. Dopo una breve discussione il segretario andò nella stanza degli attrezzi in cerca del macchinario che chiamavano il tepafono. Il dispositivo fu piazzato al centro della sala. Questo era il segreto più riservato della loggia, uno strumento vibratorio magico che poteva emettere vibrazioni fatali attraverso qualsiasi distanza e che costituiva l'arma più micidiale nell'arsenale della loggia. Se la figura o la mummia di qualsiasi essere umano o animale era piazzato nel punto focale delle vibrazioni del tepafono, sarebbe stato colpito sia il corpo astrale che quello fisico di quell'essere. Questo strumento poteva distruggere la materia a qualsiasi distanza. Funzionava anche da trasmettitore senza fili di energia, qualcosa di cui la scienza moderna poteva solo sognare. Anche un qualsiasi pensiero poteva essere trasmesso dal tepafono. In ultimo, il dispositivo rendeva possibile causare crisi di nervi e avvelenamenti che lasciavano perplessa la classe medica. Tipicamente, una fotografia o un oggetto personale erano sufficienti a stabilire il contatto con la persona prescelta e la distanza non era un problema. Bene. Per oggi abbiamo visto a sufficienza, continueremo il racconto del terzo capitolo domani. Io vi invito, se ancora non lo avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale, che ci farà sempre molto piacere la vostra compagnia e il vostro sostegno. Noi ci ritroviamo col consueto appuntamento della lettura di Frabato il Mago, ad opera di Franz Bardon, sempre domani e sempre alle 18. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e a presto dalla vostra Hildegarda.